È un mondo del lavoro al femminile che presenta alcune fragilità e alcuni dati su cui riflettere profondamente. Il mondo del lavoro è già difficile per tutti, figurarsi quando si è donna e purtroppo si è in un contesto che è ancora spesso, troppo spesso maschilista. Abbiamo la necessità di riflettere sui dati per riuscire a trovare le giuste soluzioni per quanto ci riguarda sotto il profilo contrattuale e per spingere anche rispetto a politiche sociali e politiche attive che aumentino l'occupabilità delle donne e che soprattutto grazie a un'operazione sinergica si cambi veramente atteggiamento rispetto a queste situazioni e si garantiscono pari opportunità. Lei ha posto l'accento sulla questione badanti, lavoro che tra l'altro sempre più italiane fanno, e anche sugli stage che dice attenzione a non togliere opportunità di vero lavoro. Sì, alcuni dati specifici ci raccontano di una realtà in mutamento, ad esempio la questione del corf badanti dimostra come tra l'altro negli ultimi 2 anni ci sia un saldo negativo, stiamo perdendo posti di lavoro lì, nonostante i bisogni siano crescenti e questo significa che molte persone si tengono le persone anziane in casa e magari invece di andare a cercare un posto di lavoro fanno la badante anche se chiaramente in famiglia e quindi senza contratto. Dall'altra parte, altro dato interessante è che il saldo è particolarmente negativo per le badanti straniere ma invece è positivo per le badanti italiane. Gli italiani in cerca di un posto di lavoro decidono anche di intraprendere quella professionalità. Ulteriore dato su cui riflettere è la questione degli stage. C'è stata un'esplosione negli ultimi anni, la cosa può essere anche positiva, il punto vero è che se lo stage non si tramuta con una buona percentuale in posti di lavoro siamo di fronte alla rotazione degli stagisti a vantaggio dell'impresa. Questa è una questione che va attenzionata e vanno trovate le soluzioni per evitare che anche questo strumento sia in qualche modo utilizzato nella maniera peggiore.